che ogni anno sono migliaia e migliaia le tonnellate di materiale che, provenendo dallo spazio, cadono sulla Terra. Il mistero è scienza. Niente di oscuro e inspiegabile, il cielo è profondo, immenso, ma i suoi meccanismi sono perfetti, come quelli di un orologio. Lo sa bene il professor Leopoldo Benacchio, docente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica dell'Osservatorio di Padova. C'è profumo di storia da queste parti. Qui, alla Specola Patavina, dove Galileo inseguiva i pianeti col cannocchiale, l'universo conserva un fascino romantico che non viene tradito dal rigore scientifico. Così, per chi è avvezzo a scrutare i segreti del cosmo, non ci sono dubbi. La palla di fuoco che ha solcato la notte del Veneto altro non è che un bolide, una meteora ad alta luminosità che, entrando in collisione con l'atmosfera ad 80 km d'altezza, si è frammentata in un boato che ha svegliato di soprassalto centinaia di persone. Entrano nell'atmosfera con velocità elevatissime, dai 50 ai 200.000 km all'ora, e vaporizzano dando una grande luce, una grande scia e anche, se le dimensioni sono cospicue, un bel botto come è successo l'altra notte. Il colore indicherebbe, verdognolo, che c'è una componente di ferro importante. Grosso modo, senza impegno, giusto per dare un'idea ai telespettatori, poteva essere un sasso grande come questa diciamo palla di vetro che ho in mano. Ne cadono a centinaia ogni anno sulla Terra. Il cielo vive, respira tra luci, bagliori e fenomeni stupefacenti, spettacolari. Le meteoriti accendono la fantasia, ma fan parte di un grande cuore pulsante che non smette mai di battere, quello dell'universo. E allora non meravigliamoci se un frammento di infinito si abbatte sul nostro pianeta. Concediamo sì qualcosa alla poesia, a patto però che di questo tutto niente ci caschi in testa. Non esistono notizie storiche di una persona che sia stata colpita da un meteorite. Teniamo conto poi che il 70 e passa per cento della superficie terrestre non è terra ma è acqua, quindi è molto più probabile che qualunque cosa arrivi dal cielo cada dentro l'acqua. Certamente la sfortuna ci vede bene.